Chiedete asilo, slogan e provocazione di una Lega che punta a riaffermarsi in Veneto come nei tempi antichi, quelli del federalismo e dell'autonomismo, ma con battaglie moderne. Domani il carroccio stile lepenista scende in campo con 1000 gazebo sparsi nelle piazze italiane, 230 solo in Veneto. È una di quelle occasioni annunciate con gli squilli di tromba, anche perché da Milano arriva il leader massimo, Matteo Salvini, a sostegno del candidato alla presidenza della regione Veneto, Luca Zaia. Noi non possiamo accettare che passi l'idea che basti sbarcare in Italia per avere tutti i diritti. I profughi non è esattamente a loro che la Lega si rivolge con la campagna Chiedete asilo, ma agli italiani, quelli in difficoltà, invitati provocatoriamente a rinunciare alla cittadinanza e a compilare il modulo per diventare rifugiati politici, status a cui il governo riconosce 1.200 euro al mese tra vitto, alloggio, spese varie e una scheda telefonica alla settimana. I nostri non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese. I nostri anziani sono costretti ad andare a rovistare nei rifiuti degli supermercati, di conseguenza chiediamo perlomeno gli stessi diritti che vengono dati ai clandestini qui in Italia. Sabato Matteo Salvini, dunque, per la campagna Chiedete asilo, riparte proprio da Verona, la terra del nemico, Flavio Tosi, e in segno di sfida esattamente dalla stessa piazza, quella davanti allo stadio Bentegodi, da cui il nuovo alfiere dell'area popolare una settimana fa ha lanciato la sua campagna elettorale per conquistare la poltrona di governatore. Il segretario federale del Carroccio, nel pomeriggio, sarà a Vicenza, poi nel Veneziano, nel Padovano e chiuderà a Rovigo. Un tour in cui potrà rilanciare la visione della Lega sui temi più caldi del momento, a cominciare dall'immigrazione. In Veneto non c'è più spazio, con 42.000 immigrati disoccupati e 170.000 nel totale disoccupati, cosa vuoi portare? Altri profughi per far cosa? Che non siamo in grado di dare risposte neanche ai nostri profughi che sono veneti.